La miglior difesa contro il secondo migliore attacco. Si sono sfidate molte volte, l'ultima risale circa 6 mesi fa e decretò quale delle due squadre andò a giocarsi lo scudetto. Buonasera amici di Fanner, dal Circolo Sportivo Sport City si affrontano due delle colonne portanti del calcio a 8 romano. In campo ci sono Testaccio, calcio a 8 e Golbet. Testaccio calcio 8 che partirà attaccando da destra verso sinistra in maglia nera, si schiera con Ailammo, Boni con il numero 1 tra i pali, Buono in panchina, Colizza, Daguanno con il numero 10, con il 27 Martino, con il 5 Filippo Mazzesi, colonna portante insieme a Mirante della retroguardia del Testaccio, con il 18 Pancaldi, con il 17 Perrucca, con il numero 8 Simone Starace, con il numero 6 Tisei. Per la Golbet invece che attacca da sinistra verso destra in completo azzurro sono questi convocati della formazione di Cencetti con Angelè, Carboni, D'Anversa, De Marco, Galassi, Garofolo, Maroder, Monteforte, Matteo in panchina in borghese, il ragazzo che l'anno scorso decise tutte e due le partite valide per la semifinale di Serie A della Lega Calcio 8. Proseguiamo con Mauro Morezzi, il nuovo acquisto, poi con Manuel Opara ovviamente tra i pali, poi Pantaleoni Daniele, Sterbini, Stornelli con il numero 16 Daniele Stufa e lo squalificato Tubani ovviamente non è presente questa sera per la squalifica tenuta nell'ultima giornata di campionato. La partita è iniziata al circa un minuto, Testaccio che prova a difendersi da questo primo avvio forte dei ragazzi di Cencetti che giocano sulla fascia destra del campo, il pallone dentro per Morezzi, che ha provato proprio Maroder con la maglia numero 4. Lo ha schierato subito in campo questa sera Carboni, mentre dall'altra parte il Testaccio si fa vedere in avanti, subito in zona Opara. Forse il contatto, ci poteva forse essere anche il fischio qui da parte del direttore di gara che comunque ha lasciato proseguire. Falla salire, Emi. Con la maglia numero 10 occupa Daguanno il ruolo di prima punta. Fa proseguire il direttore di gara, Stufa sul pallone, arriva proprio Daguanno che glielo sottrae, ancora il numero 10 al limite dell'area di rigore, prova a calciare, non gli concede spazio Stufa che poi lo atterra, calcio di punizione. Dai, occhio lì, oh. Calcio di punizione nei pressi della linea della rimessa laterale in favore del Testaccio, calcio 8 che si è portato in avanti, ha conquistato il calcio di punizione da Guanno, sottraendo il pallone a Stufa. Arriva adesso l'ok del direttore di gara, il pallone si infrange sulla traversa, conclusione magistrale qui di Mazzesi, sfortunato. È andata quindi vicino al gol del vantaggio la formazione che gioca in maglia nera, lo ha fatto con Filippo Mazzesi, pilastro difensivo con la maglia numero 5 che analizzando le statistiche quando il Testaccio ha giocato con la difesa al completo ha subito soltanto 3 gol nell'arco di 3 partite. Mirante questa sera è in posizione più avanzata, gioca alto a sinistra. Provato qui Galassi ad intercettare il pallone che è sfilato direttamente tra le braccia di Boni, poi Mazzesi, pallone allargato sulla destra, si fa vedere Tisei al centro che chiama il pallone, Galassi, pallone in verticale, buono per la Golbet che prova ad avanzare, il tiro però sorvola di molto la traversa di Boni. Mazzesi sbaglia qui il passaggio,
regalando il pallone agli avversari, in particolar modo a Stornelli. Carboni, Morezzi, attaccato, perde il pallone, arriva Mirante che si porta come al solito la sfera sul sinistro, mette il corpo su Morezzi, prova a passare, qui il numero 14 ci riesce, ha cerchiato da 3 maglie bianche, riesce ad andare e ad ottenere il corner da una posizione difficile, ottiene il massimo qui Simone Mirante. Vicino a lui c'è Thomas Daguanno che ha iniziato bene questa sfida. Mirante va al traversone in mezzo, molto forte la formazione del Testaccio sulle palle inattive. Ancora Mirante, qui va con il sinistro, opta per il mancino rasoterra, pallone che esce in rimessa laterale dalla parte opposta del campo. 0-0 quando sono passati 5 minuti di gioco, è andata vicino alla rete del vantaggio la formazione che gioca ospite qui allo Sport City. Galassi si gira, lo trattiene, calcio di punizione. Galassi sul pallone, 2 uomini in barriera per Boni, va Galassi con il sinistro, tiro fuori misura qui del numero 10. Boni, Mazzesi, largo a sinistra Alaimo, non chiamato per ora nel fraseggio, eccolo proprio il numero 3 che viene attaccato, gli strappa via il pallone Maroder che può calciare con il sinistro, si immola Mazzesi. Sterbini, Morezzi, salito Maroder largo a destra, non si sente di servirlo qui il numero 20, neoacquisto della formazione di Cencetti che ha aumentato il tasso tecnico e il valore della rosa. Rosa che in panchina ovviamente Monteforte che però per ora quest'anno ha totalizzato solo 2 presenze con la maglia blu cerchiata. Maroder dentro per Morezzi, il pallone è troppo leggibile per Mazzesi che anticipa, poi ancora Mazzesi in mezzo al campo, Mirante che si è spostato largo a destra. È partita la gara del numero 14, lo abbiamo visto in posizione offensiva largo a sinistra, adesso si è spostato sulla fascia opposta. Mazzesi, Golbet che controlla e studia gli avversari concedendogli un lungo possesso palla. Qui Mazzesi va al lancio lungo, il pallone è preda di Stufa che va da Maroder con la testa, pressato Maroder deve girarsi, andare ancora da Stufa che finisce giù, si mette davanti al pallone e Dario Martino commette fallo. Arriva il richiamo all'ordine del direttore di gara sulla panchina del Testaccio. Morezzi, Opara invita i suoi compagni ad aumentare la velocità nel palleggio. Morezzi, Maroder, tiene viva la sfera, ancora Maroder, attaccato proprio da Martino, allontana il pallone Alaimo. Sterbini, pallone centrale, lo raccoglie, ancora uno dei migliori in campo. Poi Morezzi, Garofalo, pallone in avanti a cercare Galassi, fa scorrere intelligentemente Perrucca, pallone che finisce in zona Boni, poi Perrucca, in mezzo c'è Tisei che ha libertà di muoversi,
Pallone allargato sulla sinistra per Alaimo. Martino prova a saltare Stufa, che in quella posizione è uno dei giocatori più forti in questa lega. Non si fa sorprendere, il numero 16 è simbolo di questa formazione. Sterbini. Non arriva Garofalo. Ailamo. Martino riesce a correre, a arrivare sul pallone. Ancora Martino contro Maroder, poi arriva Stufa, prova a passare in mezzo Martino, para, esce e chiude lo specchio della porta. Secondo. Corner battuto a cercare il sinistro di Mirante, che la mette giù con il petto. Prova a liberare il sinistro, Mirante si accentra, non gli concedono lo spazio. Arriva però la deviazione e il calcio d'angolo affidato a Martino. Viene vicino a lui Daguanno, ma il corner è da ripetere. Daguanno forte sul primo palo a cercare il taglio di Mazzesi, pallone che resta fuori. Alaimo fa esplodere il sinistro, pallone troppo largo. Sterbini. Meglio il testaccio in questi primi 10 minuti. Gara valida per l'11ª giornata di Serie A che vede proprio in testa la formazione di Cencetti, che gioca in completo azzurro. Daguanno. Mirante. Solito spostamento sul sinistro. Alaimo. Pallone centrale. Non si intende con Martino. Dai, di tu. Occhio però a te distanze. Morezzi. Sterbini. Garofalo. Il taglio di Stornelli. Pallone che non filtra. Mirante si oppone, può ripartire Daguanno. Mirante con il sinistro sporcato al centro. Chiedono un calcio di rigore qui i ragazzi del testaccio per la seconda volta. L'arbitro gli dice di no. Poi Stornelli gira su se stesso. Ancora Stornelli, alza il pallone. Mazzesi. Non arriva quindi la sfera a Morezzi. Sul pallone Tisei. Stornelli. Ancora Tisei. Attaccato da dietro da Galassi. Alaimo. Prova a girarsi Martino. Forse c'è stato un tocco. Martino conquista il fallo. Arriva il cartellino giallo a Maroder. Ammoniti Tisei e Mazzesi. Pure sta cosa che mi stai a dire, ti sto parlando. Non è successo niente, ci sono stati 3 gialli. Ti sto parlando di ascoltare. Perché sennò così parli da solo. Parla che è meglio un'azione del cazzo, un fallo tranquillo, ci sono stati 3 gialli. Dovete essere un po' più elastici. State arbitrando, no, lui e loro è 10. E non si può fare. E 10 lì è stato ammonito perché quell'altro non so che cazzo ha sentito. E non funziona così. Non funziona così. Perché stiamo a giocare lunedì a Stella Azzurra, non la domenica a San Siro. Quindi fate l'arbitri di tornei e non fate quelli della Serie A. Dai, giocano tutti, Mazzesi può andare alla battuta del calcio di punizione. Pallone deviato da Maroder. E calcio d'angolo salvato da Opara. Sterbini. Sale Stufa, palla al piede. Poi si rifugia ancora da Sterbini. Daguanno aspetta. Garofalo sulla sinistra. Tisei chiude. Mirante non riesce in spaccata ad evitare il fallo laterale.
Stufa. Sterbini. Toccato da dietro, calcio di punizione. Morezzi. Oh, picchiamola sta palla lì, Finta su Martino, ancora il numero 20, si porta il pallone sul sinistro, Mazzesi capisce tutto, esce palla al piede, ancora Filippo Mazzesi a spazio, allarga sulla sinistra per Martino, il pallone è un pizzico troppo lungo per il numero 27 che riesce comunque a tenerlo in campo, non ci riesce una seconda volta, qui Mazzesi forse poteva allargare sulla corsia di destra per Daguanno. Morezzi stava per creare qualche difficoltà, anzi ha creato qualche difficoltà alla sua retroguardia, il suo passaggio in orizzontale. Qui capisce tutto Daguanno, sembra essere partita meglio la formazione in maglia nera, qui è bravo Para ad evitare il tiro centrale. Poi Stufa, Galassi, sale Garofalo sulla sinistra, Galassi rientra invece sul destro, viene seguito passo passo da Tisei che commette fallo. Pallone per Maroder, Caspazio va Maroder, la deviazione provvidenziale di Boni sulla traversa. Si pareggia quindi il conto dei pali, 1-1 per parte, calcio d'angolo Golbet, battuto in mezzo, salta Stufa, l'ultimo a toccare è proprio lui. Tisei, attaccato da Morezzi, viene invitato dalla sua panchina a non commettere fallo, esegue gli ordini qui il numero 20, Boni, Perrucca, vicino a lui Tisei, Perrucca fa qualche metro in avanti, poi va da Mazzesi che sta giocando all'interno dell'area di rigore, esce in questo momento il numero 5, poi ancora Perrucca, Mazzesi, Perrucca, fraseggio prolungato, arriva l'errore di Mazzesi, è rimessa Golbet calcio 8, superata di poco la metà campo, è superata da circa 2 minuti la metà della prima frazione di gioco. Morezzi va da Sterbini, Stornelli, Maroder e ancora Sterbini, non ci sono varchi, fatica la Golbet a trovare qualche buco, soprattutto in mezzo al campo. Testaccio aspetta gli avversari, è messa benissimo in campo e prova come adesso a ripartire velocemente con Mirante che vede e serve Martino sulla sinistra che ha spazio, dentro c'è Tisei, ecco il pallone proprio per lui, se lo porta sul sinistro, non trova neanche lui spazio, si è chiusa benissimo la difesa della Golbet. Qui Mirante trova invece il buco per servire Alaimo che va in mezzo. Stornelli, Garofalo, viene incontro Morezzi, Stornelli, pressato, poi Morezzi prova a ripassargli il pallone, ma c'è un ottimo Martino in campo che sta facendo su e giù. Qui pallone di Stufa per Maroder, palla al centro, arriva Galassi ma viene anticipato da Mazzesi. Sterbini, pallone di Sterbini tra le braccia di Boni che invoca il pallone urlando e esce con sicurezza. Tisei, Mirante, doppio passo di Mirante, questa volta va sul destro, poi prova a rientrare. Tisei, pallone un pizzico lungo per Tisei, non c'era Martino, questa volta sulla fascia di sinistra a rattoppare l'errore dei compagni. Morezzi, partito forse un po' troppo scarico qui il numero 20, ci si aspetta qualcosa in più sicuramente da lui, inventa qui un ottimo passaggio per Garofalo che prova a riporre in mezzo il pallone con il sinistro ma non ci sono compagni. Mazzesi, Perrucca, Tisei, ancora Perrucca, in avanti il pallone per Daguanno, lo segue passo passo Sterbini,
Stufa. Andiamo, dai, corti. Golbet che in possesso del pallone praticamente gioca a 2 dietro con Maroder che viene a coprire la corsia di destra. Galassi, palleggio, poi T6. Pallone che non passa. Martino. Alaimo. T6. Perrucca. Daguanno, ancora Perrucca. T6. Tutto di prima adesso il testaccio che fa girare più velocemente il pallone. Serve proprio questo per stanare una delle miglior difese del torneo. Daguanno, taglio di T6. Daguanno va sul destro, il pallone proprio verso T6 e riesce all'ultimo secondo a mettere in rimessa laterale Stufa. Mirante, T6, ancora Mirante. Portalo. Alaimo, ha spazio anche per provare il sinistro, lo effettua, vola Opara in calcio d'angolo. Oh, secondo. Corner testaccio, il pallone è dentro per Mazzesi, sfera che resta lì, pallone che danza sulla linea. Reclamano che il pallone fosse entrato per il direttore di gara. Il pallone non è entrato interamente all'interno dello specchio della porta, non possiamo vederlo da qui. Oh, prendiamo! Sì, ma sei una vibrato! Non abbiamo visto noi da questa posizione se il pallone fosse realmente entrato in campo. Si può comunque riprendere il gioco dopo che Mazzesi è andato ad un passo dall'1-0. Forse pure qualcosa di più di un passo. Qui Mirante effettua la rimessa con le mani. Il pallone è scodellato al centro, finisce giù Mazzesi. Proteste del numero 5. Oh, dai, svegli! Oh! Dai, pensiamo a giocare! Morezzi. Sterbini. Sbaglia l'aggancio Stornelli. T6. Testaccio che sembra essere padrona del campo in questo momento. Morezzi viene a prendersi il pallone tra la linea di difesa. Qui Maroder, elegantissimo lo stop con il sinistro. Pallone dietro per Garofalo, quello lo rimette indietro. Arriva velocissimo Morezzi che calcia con il destro. Sopra la traversa. Sterbini. Calcio di punizione conquistato da Sterbini. Fallo di Daguanno. Stufa. Maroder. Ancora Stufa. Finta su Martino. Indietreggia Maroder. Morezzi. Perde un pallone sanguinoso Morezzi. Può ripartire Daguanno. Ancora Daguanno va con il sinistro. Para, la tiene lì. Incide ai suoi Opara. Stufa. Morezzi. Sono già 2 gli errori gravi per il numero 20.
Mirante si è invertito di posizione con il suo collega. Adesso occupa la fascia sinistra, mentre Martino è andato a giocare a destra. T6 lascia scorrere, poi Perrucca. Pallone che ribatte sul corpo di Galassi. Mazzesi. Perrucca, T6. Finisce giù da Guanno. Galassi. Sponda per Maroder. Pallone filtra, lo rincorre Galassi, ma non lo riesce a tenere in possesso. Arriva il duplice fischio del direttore di gara. Si chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Rinizia la gara, riprende quindi sul risultato di 0-0. Testaccio Calcio 8 che però è andata più vicino rispetto agli avversari al gol del vantaggio. 2 volte con Mazzesi. Mirante. T6 si allunga troppo la sfera, la recupera Maroder, velocissimo. Morezzi. Largo a sinistra, è entrato in campo Carboni, eccolo in possesso della sfera. Va a cercare Stornelli, poi ancora Carboni con la testa. Maroder. Stufa. Mirante. Può ripartire velocissimo. Simone Mirante, il sinistro. Perrucca. Sale Carboni, il passaggio è in verticale per Daguanno che vuole andare a puntare Stornelli, pallone che non arriva a Mirante. Carboni, Sterbini. Stufa. Pallone centrale per Stornelli. Sale Carboni sulla sinistra. Stornelli va a cercare Maroder che la rimette dentro con la testa. Boni facile tra le braccia, si ritrova il pallone e lo serve subito a Mirante. In copertura Maroder, Mirante tra 2 avversari, allarga per T6. Starace, entrato in campo, il numero 8. Mirante, sovrapposizione di Perrucca. Mirante va sul sinistro, la conclusione qui nei pressi del corner, sbaglia il numero 14. Il taglio centrale, ottimo il pallone. La conclusione, poi la deviazione vincente di Boni. Ottimo l'assist qui da parte di Sterbini dalla difesa. Corner Golbet, il primo della ripresa. Starace. Mazzesi. Perrucca. Starace. Ancora Perrucca. T6. Starace. Giro palla prolungato del Testaccio Calcio 8 che prova ad impensierire centralmente gli avversari. Daguanno. Sterbini. Si mette davanti con il fisico, poi il pallone di Stornelli non filtra. Sterbini. Stufa.
Pallone allargato sulla destra, in mezzo c'è Stornelli che va con il testone a mettere il pallone dentro. Incornata vincente qui di Stornelli e la Golbet sblocca una partita molto difficile sotto ogni punto di vista. Ci pensa Stornelli qui a fare 1-0. Mirante, si chiude il triangolo con Daguan, accelera Mirante, prova a lottare. Il numero 14 alla meglio qui, però il ragazzo con la maglia azzurra. Golbet, calcio 8 che ha trovato quindi il gol del vantaggio alla prima reale azione della sfida. Stornelli, l'autore del gol, poi Morezzi, Mirante. Cencetti urla dalla panchina per invitare i suoi a ripiegare più velocemente possibile. Daguanno su Carboni. Starace deve indietreggiare qualche metro. Starace per Rucca, fermato di 6 con un fallo, toccato duro da Morezzi. Come si chiama il 14? Non ce l'ho in lista. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Vi muovete? Mauro, occhio che partono, Mirante sul pallone insieme ad Daguanno, 3 uomini in barriera per Opara. Parte Daguanno con il sinistro, Opara in calcio d'angolo. Corner Testaccio, pallone sul secondo palo. Morezzi. Lotta contro Starace, pallone in rimessa laterale, spinge il Testaccio Calciotto che vuole rimettere in parità una partita che sicuramente non merita questo esito. Daguanno, pallone perfetto in verticale, la sfera passa per Tisei dentro, ottima azione Testaccio Calciotto e vantaggio, scusatemi, pareggio meritato qui per la formazione in maglia nera che era andata sotto con il punteggio. Riesce qui con una splendida azione, con una splendida finalizzazione di Tisei a rimettere le cose sul giusto binario. 1-1. Carboni, è arrivato il pareggio quindi della formazione che era sotto con il punteggio, ovvero quella del Testaccio Calciotto. Pallone centralmente per Stornelli che si gira. Boni, sicuramente l'uomo più pericoloso adesso Stornelli. Morezzi alza la sfera proprio in direzione Stornelli, per Rucca la meglio sul pallone Mirante, va al cambio campo Mirante. Starace, Mirante, centrale il pallone, è buono per l'autore del gol Tisei che riesce a far scorrere sulla destra per Daguanno, rimane giù Tisei, si continua con Daguanno pressato da 2 avversari, libera del primo, poi arriva Maroder e commette fallo. Qualche secondo Daniele quando vieni.
Oh, davanti non si fa camminare quello! Oh! Mirante sul punto di battuta va con il sinistro, pallone velenosissimo al centro. Non è arrivata la deviazione però. Cross da 10 e lode, non sfruttato quindi per il testaccio. Stufa in posta, palla al piede. Carboni. Sterbini. Lancio lungo Sterbini, ha tagliato Maroder alle spalle della retroguardia avversaria, prova ad ottenere un calcio d'angolo, non ci riesce qui Maroder, poi Mirante, esce benissimo, palla al piede Mirante che converge verso il centro, arriva in copertura anche Morezzi, il pallone è per Starace, allargato adesso sulla corsia di sinistra, ancora Mirante che ha spazio sulla parte centrale del campo, qui il tiro è centrale, facile per Opara. Maroder. Stufa. Sterbini che ha molta libertà di impostare questa sera. Stufa. Morezzi anticipato da Starace. Stornelli, Morezzi, ancora Stornelli. Largo a sinistra, aspetta il pallone Carboni. Sterbini. Eccolo Carboni, servito. Mirante viene a raddoppiare. Sterbini e poi allontana però Perrucca in zona di Opara che la mette giù. Buona anche la gara di Manuel Opara. Stufa. Non poteva sicuramente nulla l'estremo difensore sulla rete di Tisei che ha segnato praticamente a circa 1 metro dalla linea laterale. Stornelli. Si chiude il triangolo. Il tiro di Stornelli deviato. Ottima l'azione sull'asse Maroder-Stornelli. Starace. Maroder allunga la gamba. Pallone in rimessa laterale. Starace. Tisei. Perrucca. Ricomincia tutto da dietro da Mazzesi. Aspetta Mazzesi che arrivi Santini per scaricare il pallone su Perrucca. Poi Mirante prova ad andarsene sotto la nostra telecamera. Qui Mirante è sfortunato. L'ultimo tocco è il suo. Ma siamo giunti a metà della seconda frazione di gioco, risultato sul 1-1. Ad aprire le danze è stato Stornelli di testa, ha pareggiato i conti Tisei dopo che sono trascorsi circa 6 minuti. Stornelli, l'autore del gol, va con il sinistro a calciare. Pallone fuori dallo specchio della porta, arriva il time out per la panchina del Testaccio.
Starace, Perrucca, Starace, Mirante. Sono amici Mirante e Opara come molti dei giocatori in campo. Abbiamo scherzato e giocato con loro sull'articolo preparativo a questo big match. Ovviamente tutto in modo scherzoso. Mirante ha promesso di comprare un nuovo paio di guanti al suo compagno, sia di sport che di vita, ovvero Manuel Opara. Sterbini, Carboni, pallone tra le braccia di Boni, Perrucca, Mirante, si rinnova il duello con Stufa, Mirante se ne va benissimo dal numero 19, ancora Simone Mirante, viene Morezzi ad aiutare, non filtra il pallone che si infrange proprio sul corpo di Mauro Morezzi, poi Stornelli, Simone non molla. Perrucca, Stornelli alza il piede, Daguanno è più bravo e sveglio di tutti, Stornelli, Morezzi, pallone lungo, ottima la sponda di Santini, Stornelli, Morezzi, ancora Santini, da lì è nato il cross dell'1-0, pallone dentro per Maroder, riesce ad allontanare però la retroguardia, nello specifico con Perrucca, Stufa, Santini, forse viene spinto un po' da dietro, comunque manda il pallone in rimessa laterale, regalando il pallone a Daguanno, dentro per T6, lascia scorrere Starace, poi Mirante va con l'esterno sinistro a cercare l'autore del gol del pareggio, non ci arriva però, gli manca qualche centimetro. Morezzi, girata di prima battuta, Mazzesi, T6, lì vicino c'è Starace, pallone che però indietreggia dietro da Mirante che allarga per Perrucca, spazio per andare anche centralmente con il destro, pallone che passa per Daguanno, se lo porta sul suo piede preferito, la deviazione stava per diventare fatale. Stufa, mentre sta per rientrare sul terreno di gara Galassi. Morezzi gestisce il pallone, dato adesso a Sterbini. Carboni, Santini, pallone di ritorno per Stornelli. Opara, va da Stufa, centralmente vuole il pallone Stornelli. Morezzi largo a destra, va al traversone, fuori misura il cross del numero 20. Esce Stornelli dal terreno di gioco, rientra Galassi. Si va a posizionare in mezzo al campo. Starace, Mazzesi. Finta con il tacco, rischiosa in quella posizione ma se la cava benissimo Filippo Mazzesi. Poi in copertura Morezzi, scusatemi Maroder che già è ammonito, commette fallo. Dai, in mezzo di più, occhio qua. Morezzi, Galassi, Starace mette il corpo, Maroder riesce solo a toccare con la punta il piede, poi Galassi tackle in scivolata, Mirante si accontenta della rimessa laterale già effettuata, ancora Mirante servito da Starace, se ne va da Galassi, poi Maroder prova ad allontanare il pallone, Burbero l'intervento ma efficace, Galassi, Stufa, entrambe le formazioni posizionate quasi alla perfezione in campo, non concedono
nulla agli avversari. Qui forse la deviazione di Perrucca, il direttore di gara indica però la rimessa dal fondo. Mirante, Carboni gli prova a sporcare la sfera, pallone che viene recapitato sulla sinistra. Maroder ne approfitta perché era un po' troppo lungo. Starace poi con la mano sul filtrante di Morezzi. Galassi, Stufa, Maroder, Mazzesi come al solito provvidenziale in copertura quando ha giocato lui, sicuro ha retto meglio la retroguardia del Testaccio che prova ad andare avanti con Daguanno, tiro che si poteva evitare qui. Prestazione comunque da 7 per il numero 10. Sterbini, Morezzi, Carboni, Santini, come può con il tacco, gli è arrivato un pallone difficile, è riuscito comunque a sporcare la sfera il numero 14 che adesso va da Morezzi contro Mirante. Stufa. Quando siamo giunti al 20° minuto del secondo tempo, risultato fermo ancora sull'1-1, è andata in vantaggio la Golbet, ha pareggiato i conti per T6 dopo 4 minuti. Calcio di punizione battuto velocemente, Testaccio calciotto che vuole andarla a vincere. Pallone centrale, troppo lungo lo stop. Non controlla bene T6, poi con qualche difficoltà Carbonio. Para chiama il pallone, sgrida i suoi per qualche tocco troppo superficiale, soprattutto in quella posizione di campo dove non possono essere fatti errori. Santini, Maroder. Starace, pallone riconquistato da Morezzi, sfortunato qui, poi Stufa, su Daguanno, ancora Stufa, Daguanno finisce giù. Occhio qua, se schiaccia troppo, siamo 3 là. Starace, pallone alzato in direzione di T6 che di prima intenzione prova a rimetterlo dentro. Ancora Starace, T6 un po' dimenticato sulla destra, ha spazio, vuole andare all'1 contro 1, entra in area di rigore, Opara chiama il pallone. Maroder, pallone intercettato da Mazzesi che lo tiene anche all'interno del rettangolo verde di gioco. Poi T6, Mazzesi che si fa vedere anche in avanti, va Mazzesi con il destro, Opara si allunga e dice di no a Filippo Mazzesi. Starace ha spazio per calciare, si porta il pallone sul destro, va Starace deviato. Mentre è entrato sul terreno di gioco Pancaldi con la maglia numero 18. Calcio d'angolo comunque
per il Testaccio, battuto fuori per Starace che va con il sinistro, fuori misura, arriva poi dalla distanza Laimo, pallone sopra la traversa di molto. Troppo fermi i giocatori della Golbet, non riescono a creare una superiorità, nessuno sta cercando di saltare il diretto avversario. Manca ovviamente una delle presenze più importanti in questa squadra, oltre a quella di Monteforte, ovvero di Andrea Tubani. Mentre qui T6, il pallone è scodellato al centro per Starace. Arriva Starace di testa, il numero 8. Arriva la sentenza al 25esimo minuto di gara. Testaccio calcia 8 sotto con il punteggio, ribalta il risultato a 60 secondi dal termine. Ci pensa Alessio Starace. 2-1. Minuti. 120 secondi al termine, è arrivato il gol, scusate, non di Alessio Starace ma di Simone Starace. Golbet che deve provare adesso ad ottenere un punto quando mancano 2 minuti. Galassi, attaccato, conquista un fallo preziosissimo. Arriva il cartellino rosso per Pasqualoni, allenatore della panchina del Testaccio. A maggio che gioca così, oh. Morezzi con il destro prova il tiro a giro. Maggio. Mirante scaraventa il pallone più lontano che può. Se sono passati devi fischiare, sono 2 minuti adesso. A Buratini. Rimessa laterale sulla tre quarti, prova la Golbet a sperare mettendo un pallone al centro. Arriva Galassi che può calciare, va con il sinistro Galassi. Boni, poi di testa Santini, palla che resta lì. Mazzè si allontana. E su questa azione arriva il triplice fischio del direttore di gara. Testaccio calcia 8, vince in rimonta sulla Golbet e si aggiudica il big match dello Sport City per la Golbet. Il gol di Stornelli per il Testaccio calcia 8, ha pareggiato i conti T6 e poi con la testa ha chiuso la partita sul risultato di 2-1 Simone Starace.